Porto Empedocle sceglie di festeggiare i suoi 150 anni e ricordare la figura di Empedocle con lei, che è un letterato tanto appassionato a questo filosofo. Sì, grazie perché io mi sono dedicato subito dopo gli anni o l'anno del congedo, insomma, dalla scuola, mi sono dedicato al recupero di questa figura che mi era, insomma, un pochino rimasta fuori dai miei interessi didattici, insomma, e culturali. E far conoscere una personalità di 2500 anni fa, ma che possiamo considerare nostro, ancora attuale, perché nella letteratura, nella cultura, nelle arti in genere non ci sono passato, presente, eccetera, o si fa solo a ragione di studio, ma vorrei dire come esistenza è universale, è senza tempo, e per farlo conoscere bisogna trovare gli elementi, insomma, che compongono il suo pensiero, il suo stile, il suo modo di vivere, che cosa ha fatto, che cosa ci lascia. Va bene? E questo è stato il mio proposito sia nel primo libro, I frammenti, sia anche nel romanzo, proprio romanzo di Empedocle, perché viene presentato alla cittadinanza come una personalità che si muove, che discute, che espone il suo pensiero, che dà aiuto anche a chi ha bisogno, come medico, come guaritore, come ospite, perché avevano una casa molto grande, giardini, insomma, quindi erano proprio persone che potevano ospitare altre personalità di rilievo o culturale o scambio anche commerciale, perché come dicevamo ieri c'erano commerci importantissimi tra Agrigento, la Kragas di allora, Siracusa e il nord. Si chiudono queste due giornate di festeggiamenti e a breve il porto di Porto Empedocle si arricchirà anche di una nuova scultura. Un complesso scultoreo che riteniamo darà identità a Porto Empedocle, perché guardando il mare della nostra Magna Grecia, il mare Mediterraneo, vi sarà la possibilità di fruire della figura di Empedocle e del suo messaggio, i 4 elementi che stanno alla base della sua filosofia. Alle spalle vi sarà la Torre Carlo V, l'altro monumento che dà dignità e che troviamo financo sul logo del comune. Di conseguenza è un modo per far sì che gli empedoclini possano conoscere bene chi è il nome a cui noi siamo legati proprio nel contesto delle celebrazioni anche il suo 150° anniversario, e abbiamo anche la possibilità di strutturare una cultura che va oltre i confini della città, perché la presenza oggi di un maestro di levatura internazionale ci fa comprendere bene quanto è ancora originale e attuale Empedocle e quanto ancora gli empedoclini possono dare alla cultura.